Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini. Si gioca questa sera la seconda giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile stagione 2023-2024 e qua al Palahockey di Forte dei Marmi si affronta il Centro Porsche Firenze VHF Forte Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Hockey Valdagno. Il Forte dei Marmi che al momento ha giocato una sola gara, una gara sfortunatissima, persa per 3-2 con la Scandianese, la squadra che è stata praticamente in bilico fino all'ultimo, poi insomma nel secondo tempo ha trovato il vantaggio e se l'è portata a casa. Si è giocata una sola partita, dicevamo, il Valdagno ha vinto 12-2 sul roller scandiano, che ha praticamente preso il posto di quello che era lo scorso anno il Modena. Valdagno che ha un roster competitivo oramai da anni, anche quest'anno conferma una grande formazione, ha già giocato la Supercoppa dove però il Matera della Pamela Nazionale è riuscito ad imporsi sia all'andata che al ritorno e dunque tutto sommato rispetto agli anni passati, con le defezioni di un qualche ragazza che è partita per lidi importanti, addirittura se non mi ricordo male in Portogallo, insomma qualcosina in meno, ma comunque squadra di grandissimo spessore. Le formazioni le vediamo davanti alle panchine, Forte dei Marmi molto corto, ma andiamo a vedere la formazione del Valdagno con il numero 1 portiere e capitano Teresa Parlato, con il 4 Sofia Bertinato, con il 5 Elisabetta Lorenzato, con il 6 Marta Cerrato, con il 7 Chiara Cestonaro, con l'8 Laura Rubega, con il 9 Iole Floriani, con il 24 Ludovica Rossetto, con il 77 Anna Orsato, con il 10 Stella Rossato, che è anche il portiere a sostegno e dunque l'allenatore è il signor Davide Benetti, e questa è la formazione veneta che arriva in quella del Palahockey di Forte dei Marmi, dove si oppone il Versilia Hockey Forte dei Marmi Centro Porsche Firenze con il numero 10 Masetta Vittoria, il portiere Vittoria Masetti, con il 2 il capitano Jessica Raffaelli, con il 3 Luana Alvarez, con il 4 Giorgia Brandi, con il 5 Soraya Iannocone, con il 7 Beatrice Farioli, con l'8 Maria Saldana, con il 9 Anna Palagi, l'allenatore il signor Roger Molina. L'arbitro dell'incontro è Massimo Cardelli ed è praticamente tutto pronto per la partenza. Vediamo quelle che sono le formazioni in pista. Al momento parte il Valdagno con il portiere Parlato, poi dovremmo avere ovviamente in Ludovica Rossetto, poi con il 77 Orsato che porta la prima insidia verso la porta rosso-blu, il 24 manovra ancora sfera per linee esterne, intanto al centro dell'area cerca di aprire un varco per le compagne il numero 4 Bertinato. Adesso è Cerrato a manovrare, il Forte dei Marmi risponde chiaramente con Masetti Preppali, che poi subito impegnata, la sfera rimane lì, in una qualche maniera la recupera il numero 8 Saldana che se ne va, l'appoggio è per la compagna Alvarez che poi finisce a terra dietro porta, guadagna il primo fallo di squadra a carico del Valdagno, e abbiamo detto Alvarez e Saldana, gli altri due ragazze sono con il numero 9 Palagi e immagino, ma adesso vediamo se dovrebbe essere corretto, no, non è così, è Jessica Raffaelli con il numero 2, prova il filtrante che non riesce, attenzione che si sgancia Bertinato dietro porta, attaccato alla meglio Raffaelli, era imposta l'azione d'attacco per le ragazze rossoblu. Bertinata ancora al filtrante per il tentativo di deviazione di Alvarez che però non arriva, dunque sfera all'indietro con il 3 Alvarez ancora,
e adesso c'è un fallo, un blocco fischiato al numero 8 Maria Saldana. Dunque si riprende con la posizione in favore del Valdagno, quando le due squadre in questo primo minuto e 20 secondi si sono fatti già un fallo per parte, a dimostrazione insomma che non è certo la grinta che manca in campo. Orsato cambia sfera, adesso all'angolo cerca una compagna, ci prova dalla media distanza ma la sfera è altissima, è una palombella che non costituisce pericolo. Era Sofia Bertinata al tiro e dunque si riprende con Saldana, Maria Saldana alla manovra, il pressing su di lei, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, addirittura diventa una percussione poi al momento del tiro, sporcato per la stecca, ma rimane colpito al volto la numero 4 Bertinato sull'azione precedente. Si avvicina alla panca, esce e beh, insomma sicuramente doloroso. Vediamo che si avvia direttamente verso lo spogliatoio, si riprende con la sfera in possesso del Valdagno. Dai sanitari dell'ambulanza subito a controllare che non ci siano problemi particolari. Lorenzato in pista al suo posto, sfera all'indietro, ancora Lorenzato che poi va alla confusione, che passa abbondantemente al lato, ma è ancora il Valdagno che può manovrare con il numero 77 Orsato. La cambia per Lorenzato dall'altra parte, Rossetto, ma è il Forte che si ritorta nuovamente in avanti. Alvarez, Luana Alvarez dietro porta, l'appoggio per Saldana, Maria Saldana all'indietro, c'è Palaci che cerca le percussioni in fascia destra, poi cerca il filtrante, però è preda di Cerrato che rimposta l'azione d'attacco per il numero 77 Anna Orsato. La cambia in orizzontale, cerchio di centropista, Cerrata ancora, il cambio per linee esterne, il numero 24 Rossetto, poi cerca il tiro ma passa abbondantemente al lato, dunque la sfera è recuperata da numero 8 Maria Saldana, che poi va alla conclusione. Il tentativo di spizzata non riesce, attenzione che la sfera rimane lì, la recupera ancora Saldana ma poi il rimbalzo maligno consente a Valdagno di tornare in possesso di pallina. Il tiro abbondantemente alto sopra la traversa, non c'è fallo, dice l'arbitro, la sfera sparata in avanti, è il numero 8 Saldana che recupera la sfera per i suoi, cerca di aprire un varco Alvarez, Saldana ancora in profondità per Palaci, dietro porta, non arriva Alvarez alla conclusione, dunque il Valdagno può tornare in avanti. Il 24 Rossetto in possesso di pallina, la gira per linee esterne, adesso tenta l'affondo ma ancora al limite dell'antigioco la sfera, tentativo di un tiro da fuori, niente da fare. Cerrato che ci prova ancora ma è ancora fuori misura, ma è ancora il Valdagno con Rossetto che poi tenta il tiro per il, tanto siamo ai limiti dei secondi, buona guardia di Alvarez ma fischia l'arbitro i 45 secondi, la punizione in favore del Forte dei Marmi che resiste alle incursioni del Valdagno. Adesso è il numero 3 Alvarez che si accentra, serve Palaci, scusate Raffaelli, poi spintonata, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e dunque la pallina torna sulle stecche del Valdagno. Il tentativo, niente da fare,
sfera all'indietro, Orsato la cambia, cerca, trova una compagna, la trova in questo momento nel numero 24 ancora Rossetto, poi intercettata la pallina, Alvarez, raddoppio su di lei. Dunque siamo dall'altra parte con la conclusione, fa buona guardia il portiere Masetti, Vittorio Masetti, la sfera recuperata, è il numero 2 Raffaelli, parte fascia sinistra per Alvarez, sfera lunga, Alvarez poi la gira dietro porta per la numero 8 Maria Saldana, che viene messa giù e si riprenderà con la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma questo dopo il time out chiesto dal Valdagno, quando oramai il risultato è fermo sullo 0-0, i falli di squadra 2 a carico del Valdagno, a quota 1 il Forte dei Marmi. Vediamo le formazioni alle panchine a prendere i consigli dei rispettivi coach. Davide Benetti per la formazione veneta, Roger Molina per le ragazze in rosso-blu del Centro Porsche Firenze. Dunque bisognerà attendere ancora questi 25 secondi per vedere tornare la sfera in movimento. Suona la prima campana, quella che dovrebbe, e se bisogna usare sempre il condizionale, riportare nella gabbia i due portieri. La sirena finisce dunque il time out, 19:04 alla fine, 0-0 il risultato. Con la punizione in favore del Forte dei Marmi. Vediamo la battuta, Saldana in possesso di sfera, la cede ma è fuori misura, dunque se ne va a tu per tu col portiere, ma è brava Masetti a fermare, poi la sfera recuperata, rilanciata in profondità, ma la più veloce di tutti è il numero 24 Rossetto, che può impostare l'azione per la formazione veneta. Poi cerca il tiro alla media distanza, niente da fare, il tentativo però di liberare non riesce, deve difendersi ancora il Forte dei Marmi, e il numero 5 Lorenzato che la cambia con Bertinato. Lorenzato e Bertinato fraseggiano, poi ci prova dalla lunga distanza, sfera alta, e Raffaelli la domestica per i suoi, poi la rilancia, c'è la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Vediamo la punizione, dunque si riprenderà con questo fallo quando mancano 18:04. Ancora sfera, vediamo qual è la decisione dell'arbitro. La punizione per le ragazze rossoblu, battuta, la Saldana che la manovra per i suoi, si porta all'altezza della tre quarti, poi nell'angolo cerca un compagno, prova con il numero 3 Alvarez, si allarga Alvarez, fa partire un tiro violento ma che passa leggermente al lato. Per la ribattuta era pronta Palaci ma dalla parte opposta, sfortunata in questa occasione. Ancora Lorenzato in possesso di pallina, ci prova, la parata da parte del portiere rossoblu Vittoria Masetti, ma attenzione che l'errore potrebbe costarci caro, poi ci prova ancora da lontano il Valdagno, la sfera passa abbondantemente al lato e adesso il passaggio era un tentativo filtrante per far correre la compagna che però non riesce, e dunque torna il Valdagno in avanti. Adesso c'è il fallo da parte del numero 2 Raffaelli, Jessica Raffaelli sull'avversario, la punizione
battuta, ha sbagliato tutto, la sfera ancora in avanti, attenzione, il tiro fa la barba al palo, occasionissima per il numero 3 Alvarez, che si trova a tu per tu con il portiere Teresa Parlato, ma di fatto la piazza bene, cerca di metterci più che la forza alla mira e ancora una volta può tornare in avanti. E adesso dritto per dritto risponde ancora il portiere sulla deviazione e attenzione che al limite dell'area finisce a terra un giocatore del Valdagno, l'arbitro dice che si può proseguire. Adesso il numero 77 Orsato, accelerazione del Forte Mammi, due contropiedi importanti che però non hanno trovato i giusti frutti. Il tiro dalla media distanza ancora intercettato e riparte dunque Alvarez, si ferma, aspetta il piazzamento, il pressing, la mette in avanti per il numero 9 Palagi, però c'è l'anticipo, il tentativo di filtrante al centro, sfera che rimane lì al limite dell'area, ancora un tentativo murato, dunque il numero 2 Raffaelli la mette in avanti per Palagi, Palagi ancora a un varco, può avanzare. Poi il tiro accompagnato, arriva con il numero 3 Alvarez, ma il portiere riesce all'ultimo secondo a spazzare. La sfera è ancora comunque in possesso delle ragazze rossoblù. Sfera al centro, era una pallina bellissima per il numero 9 Palaci, che però poi la neo entrata con il numero 7 Farioli per quanto riguarda la squadra rossoblù, che va a commettere fallo, che l'arbitro, se non ho mal capito, intende punire con il tiro diretto quando viene chiamato il time out da parte di Roger Molina. Vediamo ancora i cambi, torna in pista con il numero 8 Saldana, fa gli spazi a Palagi, dunque Forte Mammi che è in pista con Masetti fra i pali. Rivediamo l'occasione di poc'anzi, brava la ragazza ma altrettanto brava il portiere, dunque Masetti fra i pali, poi abbiamo Luana Alvarez con il numero 7 Beatrice Farioli, con l'8 Maria Saldana e con il 2 Jessica Raffaelli. Dall'altra parte, al netto di Teresa Parlato, portiere titolare, il numero 5 Elisabetta Lorenzato. Poi vediamo un po' con il numero 77 Anna Orsato, con il numero 8 Laura Rubega, ne è entrata. Ma adesso vediamo il tiro diretto, le raccomandazioni dell'arbitro, il signor Massimo Cardelli, con il 24 Rossetto. Tiro diretto dunque, quando mancano 15 e 11 secondi, occasionissima per il numero 77 Orsato. Fischio dell'arbitro. Il tentativo, brava Vittoria Masetti, che allunga il cosciale ed impedisce il giochino, che è quasi riuscito ma soltanto quasi. Dunque al 10° minuto la punizione di prima è neutralizzata con una parata del nostro ottimo portiere. Lo rivediamo, sembrava oramai la sfera indirizzata alla rete, ma tanto una pallina sparata lunga per evitare 5 secondi, il fallo dei secondi, la recupera il Valdagno con il numero 24 Rossetto. Tentativo poi in una qualche maniera il Forte dei Marmi, ma commettendo fallo. È il terzo fallo a carico del rossoblù, a quota 2 il Valdagno che ha avuto l'occasionissima al 10° minuto per il vantaggio sul tiro diretto. Niente da fare, tanto il richiamo a Roger Molina, che
non era d'accordo su qualche decisione. E poi ancora il numero 7 Beatrice Farioli che nel tentativo di difendere Sfera commette fallo, l'arbitro lo punisce con il quarto fallo di squadra. Battuta in questo momento, il tentativo è fiacco, la Sfera recuperata, Alvarez ci prova e impegna severamente il portiere questa volta, poi è Saldana che porta via Sfera, la cede, ancora la pallina che schizza lontana. A questo punto forse la cosa migliore, esatto, è quella di far passare i 5 secondi, inutile rischiare un tiro lunghissimo dalla propria porta. 14:02 alla fine, 0-0 il risultato, 4 falli a carico del Forte dei Marmi, a quota 2 il Valdagno che comunque può manovrare ancora 13 minuti nel corso di questo primo tempo. Il tentativo, ancora una deviazione, la Sfera recuperata, rilanciata in avanti, fa buona guardia il Forte dei Marmi, poi ci prova Noluk, il numero 2 Raffaelli, con un tiro accompagnato molto importante, ma siamo già dall'altra parte. Poi Alvarez, pasticciano un po' le ragazze al centropista, ne esce il Valdagno con il numero 77 Orsato, tentativo di passaggio al centro, ma è Saldana che si porta avanti Sfera, è sola in una selva di maglie blu-azzurre. Adesso trova Alvarez, si ferma Luana Alvarez, cerca un compagno, e poi la Sfera schizza lontana, la prima ad arrivarci è Orsato che la mette al centro, e ancora Masetti, Vittoria Masetti sugli scudi, va a fermare un'ennesima incursione, poi però c'è un po' di confusione, si prepara un nuovo cambio al cancello. Ovviamente il tutto succederà quando il Forte Marmi entrerà in possesso di Sfera. Farioli ancora cerca di disturbare l'avversario, niente da fare, palla a ritroso, Valdagno dunque che può reimpostare l'azione d'attacco, ha nella sua facoltà 20 secondi. Ancora il numero 5 Lorenzato a smistare Sfera, siamo ai limiti dei secondi, la Sfera altissima, la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 12:04, il cambio, fuori Beatrice Farioli e torna in pista con il numero 9 Anna Palagi, giocatore molto importante. Abbiamo visto prima un paio di contropiedi in coppia con Alvarez e mi pare anche con Saldana. Tanto c'è da asciugare la maschera per quanto riguarda il portiere del Forte dei Marmi. Effettuata l'operazione torna ovviamente a difesa della gabbia, anche perché quello è l'unico che abbiamo. Pronti per la battuta effettuata in questo momento, cerca Raffaelli il filtrante per Palagi, toccata Palagi, Alvarez all'indietro, Masetti che la tocca per Raffaelli che cerca di liberare Sfera in avanti ma non arriva nel tempo utile, dunque c'è il fallo e la punizione. Arbitro il signor Massimo Cardelli fa rettificare la posizione. Palagi e Alvarez a controllare, adesso Saldana va in pressing ma è Alvarez che tenta il tiro, ancora una volta il portiere Teresa Parlato, poi il tentativo, Sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro dice che non c'è deviazione, la punizione in favore del rossoblu. C'è da dire che al di là di quello che è la manovra e comunque le ragazze spingono forte, il Forte Marmi opera soprattutto di rimessa, i due portieri hanno straguadagnato la pagnotta, che sia da una parte che dall'altra abbiamo visto degli ottimi interventi. Forte dei Marmi, gioco forza
deve cercare di controllare il potere del Valdagno, squadra che ha vinto moltissimo a livello femminile, e c'è adesso l'ingaggio, ma lo fa molto bene per quanto riguarda la fase difensiva, impedendo il tiro pulito alle avversarie, ma soprattutto ha già trovato qualche ripartenza di quelle pesanti che purtroppo per la squadra rossoblu, ma sicuramente per merito della difesa del Valdagno e in maniera particolare del portiere Teresa Parlato, portiere e capitano del Valdagno, insomma non ha trovato gli spunti giusti. Sbagliato il passaggio, dunque il numero 8 Saldana che può impostare l'azione sul 9 Palagi, Anna Palagi attaccata, cerca di andarsene, sfera che arriva lontana, ma la più veloce è Rossetto. Ancora la pallina per le ragazze venete, poi tentativo di incursione in solitaria da parte del numero 4 Bertinato, finisce altissima, l'arbitro dice che non c'è fallo ma che si può riprendere per la norma del vantaggio. Dunque adesso tocca al Forte dei Marmi con Raffaelli portare l'insidia. Saldana spintonata la balaustra, terzo fallo a carico del Valdagno, a quota 4 il Forte dei Marmi quando mancano 10:24, 0-0 il risultato. Ancora si gioca il pressing che dà frutto, perché il Forte dei Marmi non riesce ad uscire e questa volta ci prova per 2 volte in maniera consecutiva, ma para ancora il portiere ed è il numero 8 Rubega, Laura Rubega subentrata, che va a cercare adesso il tentativo di filtrante di Raffaelli, è però intercettato ancora dal Valdagno che sta adesso premendo veramente molto. Sbagliato il passaggio, la recupera il numero 3 Alvarez che può rimpostare l'azione, esce dalla zona buia, intanto è accesa la luce verde del time out sulla panca dei rossoblu. Adesso cerca di andarsene con il numero 2 Raffaelli, schiantata la balaustra da un'avversaria, time out e il fallo di squadra numero 4. Dunque se 0-0 il risultato, 4-4 sono i falli di squadra. E adesso abbiamo questo dove gli allenatori, rivediamo intanto il tiro diretto molto ben parato da Vittoria Masetti. Adesso gli allenatori cercheranno di chiarirsi con le ragazze, di chiedere qualcosa, sperando di ottenere insomma una supremazia che al momento, fino a questo momento, se è vero che il Valdagno ha prodotto sicuramente molto più gioco, è altrettanto vero che il Forte dei Marmi ha avuto delle ottime occasioni. Ne vediamo una proprio adesso e soltanto l'ottimo portiere Teresa Parlato gli ha impedito di passare in vantaggio. Del resto solo il tiro diretto insomma ragiona per il Valdagno, il tiro diretto di Orsato parato molto bene da Masetti, perciò insomma ancora tutto da giocare quando mancano 9:26, 0-0 il risultato. Qualsiasi soluzione, un gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Vediamo quello che saranno i correttivi, ammesso che riusciamo a capire che le ragazze possano mettere in atto i correttivi voluti dal signor Roger Molina e dal signor Davide Benetti. Battuta in questo momento è il numero 3 Alvarez, sfera lunga per Saldana ma si intromette la difesa del Valdagno. Orsato, ancora lei, fa tutto da sola, poi serve il numero 4 Bertinato, poi il tentativo di tiro è ben indirizzato ma fa altrettanto buona guardia il portiere rossoblu. Il numero 2 Raffaelli deve uscire dalla zona caldissima, riesce a lanciare una sfera in avanti ma poi è Orsato che intercetta, che rimposta l'azione. Bertinato, pressing altissimo del
Valdagno, che adesso cerca di allontanare Sfera, non arriva in tempo, dunque c'è il fallo di 10 secondi, la punizione in favore del Forte di Marmi. 8:36 alla fine. Centro Porsche, Firenze che manovra, cerca di metterla in un angolo dove però purtroppo non c'è nessuno. Attenzione che siamo a tu per tu con il portiere Masetti, ma la sfera è recuperata, è il numero 2 Raffaelli che torna in avanti. Raffaelli cerca di superare l'avversaria, non gli riesce, ma riesce comunque a servire Alvarez, attaccata molto bene da Orsato, poi si lotta alla sponda, la meglio il numero 77 Anna Orsato che va in percussione e poi doppia occasionissima per il Valdagno, ma altrettanto belle le risposte del portiere Vittorio Masetti. Adesso c'è un fischio arbitrale, battuta la punizione, rosso-blu in possesso di sfera, occasionissima, forse la più limpida per il Valdagno, con l'ottima risposta del portiere rosso-blu. Adesso un tentativo ancora, questa volta è Teresa Parlato a salvare la propria porta, rilanciata l'azione, poi il numero 3 Alvarez in fase difensiva fa la differenza, adesso deve uscire, niente da fare, Orsato riconquista sfera per i suoi, ancora lei dietro la porta, attaccata, la sfera recuperata, Alvarez, Saldana, ma non si intendono le due, dunque la pallina la riprende il Valdagno che a 7 minuti alla fine cerca di portare ancora un'insidia. Il numero 24 Rossetto la gira all'indietro, è Bertinato, ancora il filtrante che però arriva ma è in posizione defilata. Ancora le ragazze del Valdagno alla manovra, para il portiere, grazie all'aiuto della sponda si riesce a servire il numero 3 Alvarez, per Saldana per Alvarez che prova la spizzata sotto misura a media altezza, ma è in anticipo il portiere Parlato, dunque niente da fare. Intanto c'è un nuovo cambio nelle file del Valdagno con il numero 5 fa l'ingresso in pista Elisabetta Lorenzato, a fargli spazio è il numero 77 Orsato, la sfera recuperata, Saldana, pressing su di lei, è costretta ad allargarsi, Saldana ancora per il tiro, la traversa piena della corrente Alvarez, dunque Forte dei Marmi vicino alla rete del vantaggio, adesso si lotta la balaustra, attenzione siamo già dall'altra parte, tentativo, non ha difficoltà Masetti sul numero 24 Rossetto e dunque Forte dei Marmi che torna in avanti, Forte dei Marmi che sicuramente meriterebbe la rete perché insomma adesso è Soraya che entra in pista, la più piccola delle ragazze rossoblù, con il numero 5 Iannaccone Soraya che prova il tiro, passa intanto la sfera in possesso del Valdagno, tentativo, niente da fare, il numero 9 Palagi si ferma, poi fa correre il numero 3 Alvarez, toccata duro e dunque c'è la punizione e il quinto fallo di squadra a carico del Valdagno. Soraya che si posiziona nel centro dell'area, molto giovane, tanto cerca di dare spazio a tutti mister Molina, anche perché insomma la rosa è praticamente finita, abbiamo visto già tutte le ragazze in pista, molto corta. Intanto fuori con il numero 9 Floriani, dentro torna con il numero 6 Cerrato, Marta Cerrato,
4:45 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, con se è vero che molto spesso hanno tirato e anche in qualche volta in maniera pericolosa le ragazze del Valdagno, il Forte dei Marmi ha avuto diversi contropiedi e il palo ultimo, insomma, è stata veramente un'occasione ghiottissima. Ancora la sfera all'indietro, servita dal numero 77 Orsato. C'è adesso il fallo in favore dei rossoblu in questo momento. Palla lunga, dunque con il numero 24 Rossetto cerca e trova Lorenzato. Questi ancora un VHF, tanto la sfera è recuperata ancora dal Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che avanza, è il numero 3 Alvarez, cerca di entrare in area, arriva a tu per tu col portiere, sfera che rimane lì, l'arbitro dice che si può proseguire, non è successo niente e dunque il Valdagno vola in avanti a 3:22. Soraya recupera sfera, Soraya poi si ferma attaccata alla meglio l'avversaria, dunque il numero 24 Rossetto arriva fino a fine corsa, poi c'è il fallo perché tocca sfera con il terzo appoggio. Battuta in questo momento, Forte dei Marmi che deve uscire dalla zona calda il più in fretta possibile, lo fa in questo momento, poi il tentativo accompagnato, sfera che rimbalza sul fondo della balaustra, finisce fuori dal rettangolo di gioco, non c'è deviazione, dunque la punizione in favore del Valdagno. Ancora il numero 24 Rossetto sulla sfera, battuta per il numero 5 Lorenzato all'indietro, Rossetto cerca di andarsene, finisce a terra, vorrebbe un qualche cosa che l'arbitro non considera minimamente. C'è adesso il sesto fallo a carico del Valdagno, a quota 4 il Forte dei Marmi, il time out chiesto dal Valdagno quando mancano 2:38 alla fine del primo tempo. Dunque 2:38 con, mi sento di dire, le due squadre che, se dal punto di vista territoriale il Valdagno ha avuto maggiore conquista degli spazi, il Forte dei Marmi con le ripartenze è andato forse più vicino alla rete, in precisione, forse in esperienza, sicuramente un po' di sfortuna, e ci auguriamo anche che il fisico chiaramente assista alle ragazze di Roger Molina, visto che è una squadra ben più corta di 2 unità rispetto a quella del Valdagno. 6 falli a carico del Valdagno, a quota 4 il Forte dei Marmi, e anche questa è una spia per far capire che, insomma, in una qualche maniera bisogna fermare le ragazze rossoblù. Tutto pronto per la battuta, bisogna solo aspettare la sirena e il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. 2:38 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato. Forte dei Marmi che ha avuto diversi contropiedi molto puliti, ma che ha trovato una Teresa Parlato, portiere del Valdagno, sicuramente molto piazzata, e dunque il risultato è fermo sullo 0-0. Un'ottima dose di lavoro anche per Vittoria Masetti, non ultimo il tiro di prima fermato al Orsato, uno dei nomi importanti dell'hockey femminile italiano. Adesso bisogna asciugare la pista, lo fa in questo momento l'addetto. Vediamo sulla sfera,
Alvarez, eccola che si avvicina, vicino a lei Raffaelli, poi Palagi e Soraya. Dunque turno di riposo per Saldana, questi ultimi secondi di tempo, la sfera lunghissima per Soraya, Iannaccone che recupera la sfera, la serve, poi Alvarez fra due avversari ci prova sotto misura, sfera che rimane lì, si pastiggia un po', Orsato riesce a portarla via, Orsato per la compagna, per Orsato ancora, che poi va a tirare la smanacciata di Masetti sul palo e siamo dall'altra parte, ma ancora il Valdagno che riconquista pallina e appena avanti, il tiro la ferma e c'è l'ingaggio. Ancora una buona intuizione del portiere Vittoria Masetti, che sta fermando ogni incursione del Valdagno. La sfera è per Soraya Iannaccone che se ne va in fascia destra, attaccata, spintonata dura dal numero 24 Rossetto, e sarà che il nostro numero 5 è proprio una ragazzina, insomma la guardiamo con altri occhi, nel senso che non ha un gran fisico, gli si avvicina uno spintone così. L'arbitro comunque punisce con il 7° fallo di squadra, a quota 4 il Forte dei Marmi. Buona fetta di questi falli sono falli di frustrazione, perché probabilmente sperava di avere vita più facile il Valdagno. Ancora un tentativo murato, adesso è Alvarez che commette il 5° fallo di squadra per i suoi. Dunque le ragazze rossoblu a 1,26 dalla fine sono a quota 5 per i falli di squadra, mentre il Valdagno a quota 7. 0-0 il risultato. Adesso bisogna reggere questo minuto e 24 che manca. Brava Soraya che va a impedire la conclusione. Ancora però Lorenzato per i suoi, cerca un compagno, poi trova il numero 6 Cerrato, ancora Lorenzato per il numero 77 Orsato, poi il tiro, grande difesa del numero 2 Raffaelli, poi è Iannaccone che porta via sfera, prova il tiro che passa al lato, sulla ribattuta però Orsato è la più veloce, il filtrante in avanti, il pressing sul portatore di sfera da parte di Alvarez. Forzata ancora, 36 secondi, vediamo quelle che saranno le intenzioni delle ragazze venete, se porteranno sfera fino in fondo. 28-27, poi c'è la fase difensiva importante di Alvarez, la sfera viene messa ancora in avanti ma sfumano i 5 secondi e bisogna riprendere posizionando la sfera nel punto giusto. Ancora palla da manovrare, chiesta la distanza, la chiude in questo momento il numero 3 Alvarez, si ferma a 10 secondi, cerca il passaggio che non riesce, siamo già dall'altra parte, attenzione che ancora Masetti ha perso la sfera. Alvarez senza la stecca, scusate, senza la stecca non si può difendere, comunque si chiude il primo tempo sul risultato di 0-0 con 5 falli a carico del rossoblu, a quota 7 il Valdagno, e fermo restando che ovviamente ci sono ancora 25 minuti di godimento o patimento a seconda di quello che è il vostro modo di vedere questa partita, si sono comportate molto bene le ragazze rossoblu, che ricordo sono contate, insomma stanno giocando praticamente senza due titolari,
e dunque avranno anche di che doversi riposare in questi 10 minuti che li separano dal secondo tempo. 5 falli rossoblù, a quota 7 il Valdagno. Se la partita proseguirà sulla falsariga, anche questo diventerà un tema importante. Intanto rivediamo un'occasionissima sul tiro diretto della Orsato, lo rivediamo qua, parato molto bene da Vittoria Masetti. E a questo punto io lascio la linea alla regia, il grazie va all'amico Jonathan Nardini per la ripresa, a Simone Polacci per la regia. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per la seconda parte di gara. Il Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi a Palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Inversidia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inversidia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. dove si fronteggiano, ricordo ancora, il 100 Porsche Firenze, Inversidia Hockey Forte dei Marmi contro il Valdagno. Al momento il risultato è di 0-0, territorialità e supremazia del Valdagno per quanto riguarda il gioco, forse per le occasioni pulite, qualcuna in più per il Forte dei Marmi in contropiede, ma ci hanno pensato da una parte l'ottima vittoria Masetti e dall'altra parte Teresa Parlato, i due portieri, a fermare le incursioni. Adesso attenzione perché è Orsato che porta via sfera, poi ancora Masetti ad esaltarsi, poi la sfera rimane lì e vediamo che l'arbitro assegna la rete. Beh, insomma,
un po' di sfortuna per le ragazze rossoblu. Il portiere aveva parato molto bene l'1 contro 1, un rimbalzo, non si è capito molto bene, gli è passato sotto la schiena, ha cercato di andarla a fermare, non è successo niente. La sfera dovrebbe essere assegnata a Cerrato, lo rivediamo, infatti è Cerrato che sblocca il risultato con una gran fortuna, mi sento di dire. Attenzione adesso che Orsato ci prova, la sfera è alta, sulla ribattuta Alvarez alla meglio, cerca di far correre la compagna. Dunque dopo un primo e 36 passa il Valdagno con forse quella che è stata l'azione più rocambolesca e fortunata del mondo. Avrebbe sicuramente meritato la rete in altre occasioni. Palagi adesso cerca il tiro, ancora il portiere Parlato a fermare, ci prova ancora Palagi, adesso c'è Saldana, la sfera per Raffaelli dall'altra parte che la fa girare per Alvarez, attaccata vittoriosamente, ancora il tentativo e ancora il portiere Vittoria Masetti che tiene a galla il Forte dei Marmi in questa occasione. Un ottimo intervento, sfortunata in occasione del gol subito la ragazza in forza del rossoblu. Si riprende con la punizione al vertice basso, battuta, sfera all'indietro, ancora Orsato in possesso di sfera, poi la cambia, adesso giocano larghe le ragazze venete e il numero 8 Laura Rubega che la fa correre dall'altra parte per Rossetto. Orsato ancora per Cerrato, Cerrato ancora va a girare sfera per linee esterne, Cerrato attaccata, siamo ai limiti dei secondi, tenta il tiro accompagnato con la spizzata in aria, finiscono i 40 e questo sembrano le direttive della banca valdagnese. Battuta in questo momento, il numero 2 Raffaelli la mette lunga ma non riesce Saldana ad impossessarsene, dunque torna nuovamente davanti il Valdagno e ancora il guantone di Vittoria Masetti a fermare, ancora lei, poi un rimbalzo, Orsato il tiro, chiude ancora sulla ribattuta, bisogna spazzare un po' quell'area di rigore perché ci provano ancora le ragazze venete. Adesso Alvarez riconquista sfera, la serve a Raffaelli, deve uscire dalla zona buia, lo fa in tempo utile, Raffaelli tira accompagnato, sfera che si impenna, l'arbitro dice che si può proseguire, non c'è palla alta e dunque ne esce il Valdagno con un contropiede 3 contro 2, il filtrante, poi arriva la difesa rossoblu e c'è adesso il fallo numero 8 a carico del Valdagno, la trattenuta ai danni di Raffaelli se non vado errato. Alvarez e Raffaelli sulla sfera, chiesta la distanza, fischio dell'arbitro, Alvarez in possesso di pallina, deve uscire, lo fa su Saldana, ancora lei, poi attenzione che la sfera è intercettata dall'avversario che va a siglare la seconda rete e questa sì che è un gol meritevole di essere menzionato, il numero 77 Orsato, lo rivediamo, recupera la sfera sull'avversaria e fa 2-0 dopo 3 primi e 56. Alvarez ancora mantiene il possesso della sfera, Forte dei Marmi che ovviamente accusa anche la stanchezza adesso perché
può sembrare di poco valore, ma 2 cambi in meno sono veramente tanta roba. Ci prova ancora il Valdagno, adesso rinvigorito ovviamente dal doppio vantaggio. Si guardano le ragazze rossoblù, bisogna stringere i denti, ma è ancora una sfera persa, è ancora il Valdagno che torna in avanti, che adesso mette tutta l'esperienza in campo. Ancora Masetti, poi la stecca è altissima, ma l'arbitro dice che si può proseguire per la norma del vantaggio, dunque è Palaci che può tornare in avanti. Si chiude la maglia difensiva del Valdagno, sfera all'indietro dall'altra parte per Rossetto, ancora per adesso un tentativo di tiro murato. Saldana a possesso di sfera per il numero 9 Palaci, che deve uscire dai zona buia e lo fa troppo tardi con 1 secondo di ritardo, e dunque la sfera torna in possesso del Valdagno. E adesso un Forte Marmi schiacciato nella propria metà pista, che ha difficoltà a uscire, accusa forse un po' troppo questo doppio vantaggio del Valdagno. Adesso c'è il fallo di lunetta da parte del numero 8 Laura Rubega, dunque la punizione per il rossoblù già battuta. Il numero 2 Raffaelli per Alvarez, che cerca di andarsene, la mette al centro, la sfera però rimane lì, la recupera il Valdagno che torna nuovamente in avanti. Attenzione, Orsato in possesso di sfera, finta il tiro, poi la dà all'indietro per la compagna. Rubega da questi al numero 6 Cerrato, autore della prima rete rocambolesca, mi viene da dire fortunata, ma insomma non è che vale meno. Sfera all'indietro, poi la pallina intercettata per centro per Saldana, dice che si può proseguire, ma tocca ancora al portiere del Forte dei Marmi, Vittoria Masetti, tenere a galla il Forte dei Marmi a -2. Ci prova adesso a uscirne il Forte dei Marmi al centro, e questa volta occasionissima rossoblù, ma insomma Teresa Parlato si fa vedere, finisce a terra e c'è il nono fallo a carico del Valdagno quando mancano 17:57, un nuovo time out chiesto ancora da Roger Molina. Intanto torna in campo per il Valdagno Lorenzato. È un Valdagno che nel secondo tempo, oltre alla superiorità territoriale, non ha concesso le ripartenze che erano state la caratteristica rossoblù del primo tempo. Adesso un nuovo cambio, turno di riposo per il numero 8 Maria Saldana, ingresso in pista della giovanissima Soraya Iannaccone. Vediamo quello che saranno le direttive. Roger Molina che dà le istruzioni alle sue ragazze, vicino a lui c'è tutta la squadra. Primo campana. Intanto ricordo che il Valdagno con 9 falli a carico è a rischio tiro diretto. Il prossimo fischio costerà alle ragazze il tiro diretto, che poi un conto è guadagnarlo, un conto è trasformarlo, ma insomma intanto cerchiamo di guadagnarlo. 17:57 alla fine, 5 falli rossoblù, a quota 9 il Valdagno, 2 gol del Valdagno con Cerrato e Orsato, tutte e due nei primi minuti del secondo tempo. 0 lo score per il Forte dei Marmi al momento. Battuta il numero 2 Raffaelli ancora, poi è Iannaccone ma è messa giù. L'arbitro dice che si può proseguire. Ancora Alvarez ci prova, ma la sfera è alta, la riconquista il Valdagno che rimposta l'azione d'attacco con il numero 24 Rossetto
gioca la sfera, ancora Orsato in profondità dove c'è il numero 5 Lorenzato, Cerrata ancora per Lorenzato, mentre è Orsato che cerca di farsi spazio nel centro dell'area. Siamo ai 10 secondi. L'arbitro dice che c'è il fallo, la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta, sfera lunga, la pallina per Alvarez che ci prova, la sfera rimane lì, è il numero 2 Raffaelli che va a lottarsela nell'angolo, poi aspetta il piazzamento, dietro porta per Soraya, attaccata, ancora Raffaelli all'indietro per la martellata, c'è la deviazione ma è ancora il Forte dei Marmi con Raffaelli a giocare, tentativo per Alvarez che però non riesce, la ripartenza, deve difendersi la formazione rosso-blu e lo fa molto bene, questa volta c'è l'ingaggio per la sfera che rimane sotto il corpo di Vittoria Masetti. Tutto pronto alla battuta, ingaggio, alla meglio il Valdagno che gira sfera all'indietro, Rossetto in possesso di sfera, da questi a Orsato, ancora per Rossetto, Orsato dall'altra parte con il numero 6 Cerrato, adesso là nel centro c'è Lorenzato a cercare la deviazione che arriverà, abbiamo capito ormai, nell'ordine dei 10-12 secondi, fa scorrere il tempo e adesso che va ad accelerare la formazione del Valdagno, riguadagna i 45 secondi e si rimette a giocare per linea esterna al triangolo. Eccoci qua, Forte dei Marmi che si ferma in area di rigore, il tentativo di blocco, il tiro fermato, la ribattuta ancora fermata, poi c'è il fallo a carico del Valdagno, è il 10° fallo che arriva quando sono passati 9 primi e 40. Dunque il 10° fallo Valdagno, si riprenderà con il tiro diretto, vediamo chi si affiderà alla conclusione. Dunque punizione di prima, ma bisogna pulire la maschera del portiere Teresa Parlato, occasione ghiottissima per dimezzare lo svantaggio da parte del rossoblu, ma come abbiamo detto più volte non è proprio la cosa più semplice andare a siglare il tiro diretto, se ne dovrebbe incaricare il numero 3 Alvarez. Vediamo se Luana Alvarez riesce a superare la collega Teresa Parlato. Tutto pronto per la battuta, manca solo il fischio dell'arbitro, parte Alvarez e vai dentro, così dimezza praticamente lo svantaggio, mette a sedere il portiere, gancio contro gancio e la butta dentro. Lo rivediamo, si allarga in fascia destra, poi aspetta che il portiere vada a cercare la pallina e mette dentro la rete dell'1-2. Dunque quando mancano 15 e 16 è più che mai riaperta la gara. Ovviamente adesso più passa il tempo e più tutto questo va a vantaggio di una formazione che può contare su 4 cambi in panca, 5 cambi in panca ovviamente. È il Valdagno che torna al giochino per linee esterne in attesa di trovare l'accelerazione. Ancora Rossetto, se non vado errato, per Orsato,
tentativo dritto per dritto il guantone del portiere, la recupera Soraya Iannaccone che poi se ne va in sponda sinistra, cerca il filtrante in profondità che non riesce e dunque la palla torna al Valdagno che ritorna a manovrare così come ha fatto in tutto il secondo tempo con Orsato per il numero 9 Iole Floriani, porta via sfera. Adesso bisogna uscire dalla zona buia e bisogna farlo in fretta, ma non arriva ai 10 secondi e dunque la punizione. Il pressing del Valdagno ha avuto ragione sulla difesa rossoblu. Ancora con il numero 9 Floriani sulla sfera, vicino a lei c'è Lorenzato col 5, mentre in area di rigore cerca di farsi vedere Rossetto. Ben più lontana è Orsato, ancora Floriani per Orsato che poi torna al giochino del triangolo nel cerchio di centropista in attesa di arrivare ai secondi canonici, secondo l'intenzione del signor Davide Benetti. Il tiro murato, poi l'arbitro ferma il gioco perché nell'ultima azione crolla a terra con il numero 3 Luan Alvarez. Intanto torna in panca per il turno di riposo Soraya Iannaccone. In pista adesso c'è Alvarez, Saldana, Raffaelli e Palagi. Vediamo ovviamente al netto del portiere Vittoria Masetti, dall'altra parte il portiere Teresa Parlato, insieme a lei Orsato, Rossetto, poi dovrebbe essere con il numero 6 se non vado errato Cerrato e l'altro giocatore il numero 5 Lorenzato. Rossetto, Lorenzato e poi va la conclusione smorzata, sfera che rimane lì, la riconquista Alvarez che se ne va in fascia destra, la cambia per il numero 2 Raffaelli. Raffaelli deve uscire dalla zona buia, cerca di andarsene, alla meglio Orsato, poi c'è il fallo di squadra numero 6 da parte di Luana Alvarez e dunque la punizione in favore della formazione del Valdagno. Ancora per linee esterne si riprende posizione con Orsato, ultimo baluardo nel cerchio di centropista. Adesso il tentativo in profondità, ma la sfera schizza lontana. Vediamo però che Orsato riesce a recuperarla per i suoi, a rimpostare su Floriani dall'altra parte. Siamo in fascia sinistra, ancora il Valdagno alla manovra e ancora il portiere Masetti che non ha eccessive difficoltà. Poi il disimpegno del Forte dei Marmi regala una sfera al Valdagno che può tornare in avanti. Orsato, ancora sfera, cerca e trova Floriani. Floriani ancora per Orsato. Hanno Orsato per Iole Floriani che la mette al centro per il nulla, poi ci prova con il numero 5 Lorenzato, ma la sfera è deviata, dunque Fortami che può tornare in avanti. Alvarez tra tre avversari, sfera che rimane lì, poi niente da fare, la riconquista il Valdagno. Attenzione al contropiede, brava Alvarez a spezzare la trama offensiva e a rimpostare l'azione per il rosso-blu.
rossoblu che vanno alla conclusione, Sfera che poi schizza lontana, attenzione 2 contro 1, Orsato, poi c'era Orsato tutta sola sulla fascia destra, ma ci prova la compagna Floriani alzandola oltre misura, sfera lunga. L'arbitro dice che c'è il fallo di squadra numero 7 a carico del Forte dei Marmi. A quota 10 il Valdagno, 10:44 alla fine, 2-1 il risultato. Tutto nel secondo tempo, il gol fortunoso ma comunque riuscito di Cerrato per l'1-0 del Valdagno, il raddoppio con un'azione molto bella in contropiede di Orsato a tu per tu con il portiere. Il 10° fallo del Valdagno, vale il tiro diretto che Alvarez segna in maniera magistrale, e questo è quanto. 10:31 alla fine, ancora Valdagno alla manovra, Orsato in possesso di sfera, cerca il filtrante al centro, fa buona guardia questa volta a Saldana, Saldana se ne va, poi cerca il filtrante il numero 2 Raffaelli, ma la sfera è riconquistata dal Valdagno che va alla martellata, sfera sporcata. Dunque ancora Valdagno in manovra con Orsato, per lei cerchio di centropista, Rossetto, Orsato, e il numero 5 Lorenzato in possesso di pallina, ancora il tiro è largo per il tentativo di ribattuta che non riesce, poi è un po' un batti e ribatti, la sfera la recupera il Forte dei Marmi che può tornare in avanti con Palaci che cerca il filtrante, niente da fare, ma è Saldana che porta avanti sfera, poi tenta il tiro, la para il portiere, sulla ribattuta esce sfera e dunque Alvarez che deve manovrarla, poi Alvarez ancora, esce il portiere fuori dall'area di pertinenza, dovrebbe essere la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 8:58. Il risultato è 2-1 ancora in favore del Valdagno sulla pista del Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi. Dunque battuta in questo momento, Alvarez dietro porta, aspetta il piazzamento, cerca di farsi vedere una compagna, poi il tiro rimane lì, succede un po' di tutto al limite della lunetta, dietro porta ancora per Saldana, Saldana che cerca un compagno, lo trova nel numero 2 Raffaelli, ancora per Alvarez e per Saldana, la sfera però è recuperata proprio dalla nostra giocatrice che va alla conclusione, la para molto bene il portiere, ma di fatto è ancora il Forte dei Marmi a manovrare, ci prova con il tiro accompagnato del numero 2 Raffaelli, ma siamo dall'altra parte, Raffaelli che cerca di fermare, attenzione 3 contro 2, Valdagno pericolosamente in avanti, poi il tentativo è ancora il portiere rossoblu a smorzare, ma è stato un minuto di attacco rossoblu decisamente importante. La pallina adesso è lunga di un non nulla, riesce comunque a recuperare Alvarez, ma a discapito di una gran corsa. Alvarez adesso che la indirizza bene, ma è ancora l'arbitro, scusate, il portiere a deviare. Ancora una grande occasione per il rosso-blu, ma attenzione perché se ne va il Valdagno, supera l'avversario 2, poi il tiro si impenna, lottano le ragazze, Alvarez riporta avanti sfera, ne ha riconquistate un'infinità, poi entra in area di rigore, finisce a terra e l'arbitro assegna il rigore. 7:17 alla fine. Dunque il rigore per il fallo, lo rivediamo, entra in area, il contatto c'è stato, la ragazza accentua,
forse fin troppo, delle volte è più deleterio che migliorativo questa cosa, però di fatto il contatto in area di rigore pieno c'è stato, proprio mentre era lanciata a rete. Adesso c'è il time out, si riprenderà con un rigore in favore della formazione del Centro Porsche Firenze, dunque, che al momento è sotto 2-1 sulla pista amica, con le reti nel corso della ripresa. Il primo tempo sarà chiuso sullo 0-0, rete molto carambolesca di Cerrato, poi un gran gol di Orsato, di mezzo allo svantaggio il Centro Porsche con Alvarez per il tiro diretto, giocato per la verità molto bene. Adesso a 17:33, dunque c'è la possibilità di andare a recuperare lo svantaggio con il rigore, ma come diciamo sempre, un conto è dirlo, un conto è trasformarlo. Il suono della sirena, il fischio dell'arbitro per indicare che bisogna riprendere a giocare. Se non vado errato dovrebbe essere ancora Alvarez che si incaricherà del rigore. Vediamo. Dunque il numero 3 Alvarez, Luan Alvarez, che va a cercare la trasformazione dal dischetto vicino. Abbiamo visto Teresa Parlato che è un portiere con degli ottimi riflessi, vediamo se riuscirà Alvarez a soffiargli il tempo. Tutto pronto. Alvarez contro Parlato, il tiro e il gol! Alvarez, doppietta personale, tutte e due su tiri piazzati, ed è 2-2. Dunque 2-2 il risultato, quando oramai mancano 7:15, perciò tempo infinito, tutto il contrario di tutto può succedere. 10 falli con il bonus già raggiunto da parte della formazione del Valdagno, 7 falli a carico del rossoblu, perciò forse più vicini a spendere il bonus sono le ragazze di Roger Molina, che di fatto a 7 minuti dalla fine tornano in partita. Adesso ci prova il Valdagno, che ovviamente non potrà più giocare a far scorrere il tempo. De Alvarez che porta via sfera, la domestica, Orsato su di lei, alla balaustra. Alvarez si ferma, aspetta il piazzamento, serve Soldana, poi Alvarez gli ritorna sfera, attenzione c'è l'anticipo, la sfera recuperata dal numero 9 Floriani che poi è costretto ad arrivare dietro porta, la dà all'indietro dove c'è Orsato che può fintare il tiro, niente da fare, torna a manovrare il numero 4 Bertinato per Orsato, per il tentativo rocambolesco, ma c'è la parata di Masetti. Adesso chiaramente il Fortenami deve far muro per qualche minuto per evitare, e c'è adesso il fallo sulla sponda, la schiacciata da parte del numero 24 Rossetto. L'arbitro punisce il tutto con il fallo di squadra, e questo è quanto. Intanto sono 6 minuti adesso che separano le due squadre dal fischio, dalla sirena finale. Saldana sulla sfera, vicino a lei c'è Alvarez, autore della doppietta. Alvarez che se ne va, esce dalla zona buia, l'incursione ma poi il raddoppio su di lei, attenzione che torna in avanti, c'è adesso un contatto in area, l'arbitro dice di aver visto bene e a mio avviso qualcosa c'era stato, ma l'arbitro ha optato per non fischiare nulla e comunque la formazione del
Valdagno che ci prova adesso con quella che nella pallanuoto avremmo chiamato una palombella. Il tiro, la parata del portiere Parlato. Torna in avanti Orsato per i suoi, attaccata, la mette al centro, un tentativo sbagliato poi di liberare da parte del rosso-blu, consente al Valdagno di manovrare ancora per i suoi 40 secondi buoni. Orsato in possesso di sfera, cambia tutto, Orsato ancora, intanto in fascia destra si è portata con il numero 4 Bertinato che riceve in questo momento. Bertinato cerca la percussione, il tiro è parato dal portiere, poi si lotta all'angolo, ha in un primo momento la meglio la squadra del Valdagno, poi ne esce ancora Alvarez che cerca di addomesticare una sfera importante, poi però gli si allunga troppo. Ancora Alvarez comunque ci prova e ha l'occasione del vantaggio, occasionissima. La parata di Teresa Parlato vale un gol. Adesso il numero 2 Raffaelli esce dalla zona buia, 2 su di lei. Il filtrante di Saldana cercava di raggiungere Palaci ma non è così. Ancora il portiere Masetti sugli scudi. Raffaelli deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento cercando di servire una compagna, poi si sbaglia da una parte e dall'altra, la pallina che il Fortename aveva perso viene riconsegnata al rosso-blu. È il numero 9 Palaci che poi trova Saldana, da questi a Raffaelli, ancora un errore però, la sfera intercettata, brava Alvarez che ne esce, poi la lotta con l'avversaria alla meglio, si gira il tiro sulla ribattuta, è un centimetro troppo indietro Saldana per tornare all'impatto, dunque niente da fare, sfera persa del rosso-blu che adesso a 3 minuti dalla fine ovviamente sentono anche il carico del lavoro affidato praticamente a questo fallo per la sferzata, ed è il Valdagno che vuole pararci su a 2,50 dal 2-0 al 2-2. Cerrato all'1,36 del secondo tempo, a 3,56 Orsato, poi il 10° fallo vale il tiro diretto di Alvarez che trasforma, poi Alvarez stessa si porta in area di rigore, viene messa giù. Per la verità un fallo che non è stato un fallo gravissimo, ma la ragazza era praticamente a tu per tu col portiere, e dunque il 2-2 che al momento tiene in vita la partita, ma soprattutto tiene in vita le due squadre che in questi scorcio di finale possono ambire a trovare il vantaggio tutte e due. Ancora una manciata di secondi di time out, intanto entra l'addetto per asciugare la pista. 2-2 il risultato. Forte dei Marmi che forse manca di esperienza, sicuramente manca di fiato, perché insomma qualcuno tipo l'Alvarez, tipo insomma non hanno avuto se non pochi secondi di riposo nell'arco dei 50 minuti. Allora vediamo il Fortenami in pista con il quartetto che dice Masetti in porta, Raffaelli, Alvarez, Saldana, Palaci. Dall'altra parte abbiamo Orsato, il numero 4 Bertinato e poi il numero, vediamo adesso quando li abbiamo in favore di camera, perché la coda lunga dei capelli di queste ragazze ci impedisce anche di vedere il numero sulla maglietta. È il numero 8 Rubega se non vado errato, e ancora il numero 6 Cerrato, autrice della prima rete. E vediamo quello che sarà adesso questi 2 minuti e 50 battuta in questo momento. Attenzione che la sfera è persa
e Masetti deve fare gli straordinari, bisogna farla volare via quella pallina, esatto. Saldana poi cerca il passaggio al centro, ma attenzione che si intromette un'avversaria, 2 errori che potevano costare carissimo, ma in porta abbiamo una signora che si chiama Vittoria Masetti, signora ovviamente inteso come un gran signore dell'hockey, lungi da me. Dunque dietro porta ancora il Valdagno, sono 120 secondi che separano le 2 squadre dal riposo, il risultato più che mai in bilico 2-2, forcing del Valdagno, il numero 4 Bertinato, ma siamo ai limiti dei secondi. La sfera è per il Forte dei Marmi, ma attenzione che la recupera però ancora nuovamente il Valdagno, che poi con Bertinato cicca la deviazione, un primo e 39. Molina che dà istruzioni alle proprie ragazze, il tiro, la deviazione, niente da fare. Alvarez che adesso ha il compito di portarla in avanti, ancora lei alla sponda, Alvarez, poi va sotto gamba a tentare il tiro, attenzione che la sfera rimane lì, Saldana a 1,13, Raffaelli che ci prova per la deviazione, niente da fare. Occasioni, se prima ce l'ha avuto il Valdagno, adesso sono state quelle del rosso-blu, quando mancano 60 secondi alla fine. Luana Alvarez, la sfera è toccata dall'avversaria, Alvarez la difende, poi fischia i 5 secondi l'arbitro. Dunque 53 secondi alla fine, un possesso e poco più alla conclusione della partita. Intanto vediamo che esce con il numero 4 Bertinato e fa il suo ingresso il numero 24, ma la sfera è per Alvarez che la porta via proprio la neoentrata e va a cercare di rifugiarsi nell'angolo. Niente da fare, c'è l'anticipo ancora del Valdagno che torna avanti per gli ultimi assalti. Dietro porta, Saldana a difendere, porta via sfera ma solo momentaneamente trattenuta dall'avversaria. Poi la pallina è ancora per Alvarez, ma c'è un po' di confusione, dunque ne esce il Valdagno, grande Masetti, quando manca 13 secondi il Forte dei Marmi con il numero 9 Palagi può portare avanti sfera, la allunga ma siamo a 5 secondi dalla fine, bisogna far muro e lo facciamo, e il Forte dei Marmi dal 2-0 praticamente dell'ottavo del secondo tempo riesce a recuperare, a portarsi in pareggio 2-2, e se non è una vittoria, visto come è maturato il tutto, ci va molto molto vicino. Dunque ai gol in apertura di tempo di Cerrato e Versato dopo un 0-0 con cui si era chiuso la prima parte di gara, risponde la doppietta di Alvarez, prima per il 10° fallo, poi sul rigore che si era faticosamente guadagnata. 2-2 il risultato, dunque muove la classifica il Forte dei Marmi ai danni di una di quelle squadre che vanno a cercare lo scudetto in Serie A1. 2-2 il risultato, Forte dei Marmi dunque in doppietta con Alvarez, le ragazze le vediamo al centro pista, meritano più che un applauso perché veramente hanno speso tutto, e non è che io sia molto da meno visto che è dalle 10 che stiamo parlando, perciò io vi lascio alle immagini che vedono scorrere le ragazze a centro pista per i saluti. 2-2 il risultato, dunque la seconda gara porta un punto alla formazione rossoblu. Da parte di Fabrizio Ercolini è veramente tutto, noi ci risentiamo mercoledì prossimo e grazie a Jonathan Nardini per le riprese della parte tecnica, l'amico Simone Polacci. Intanto vediamo che c'è una discussione, l'arbitro richiama, non so cosa sia successo, ma l'arbitro richiama il numero 2 Raffaelli, e visto che è finita la gara forse sarebbe il caso che tutti se ne andassero a farsi una doccia negli spogliatoi, anche se capisco che
c'è nervosismo da una parte e dall'altra. Da una parte per aver visto un risultato di 2-0 vanificato, che poi è stato vanificato con il 10° fallo e un rigore.